Sos agenti desi squadra mobile desa questura de Nugor e desu commissariato de Siniscola can isperdi una greffa chi trafficava te bendia droga in Orosei. Sos poliziottos han arrestato 15 persone a secusu de sos provvedimento firmato desu GIP desu Tribunale de Nugoro Claudio Cozzella. Sos arrestados sono Giorgio Chessa, 48 anni de Locula, e Stefano Spina, 22 anni di Oniai, ambos allevadores, chi sono in su carcere de Badue Carros. Un uomine de 48 anni di Ergoli est a sor domiciliare, un altro de Rosei de 51 anni sta su divieto de dimora, pro un pizzino de 21 anni sempre de Rosei su GIP ha disposto s'obbligo de firma. Desas indagines mandatas a dennanti desa Polizia de Stato che in sa supervisione de su PM Tommaso Giovannetti e stessi a campo che in questa attività criminale bintrava per un minorenne chi vendia sa droga. Desa inchiesta risulta che sa greffa ha gestiato un spaccio di marijuana e cocaina bene avviato e gli permittia di balanzare un bello tanto de dinara su mese. S'attività de vendita aumentava tenistiu e consegnava sa droga per a domicilio a sos turistas. Sa marijuana la iana prantata in località de Salinos, mentre sa cocaina la comporavano a grezza dai uomini de 48 anni de Ergoli e a pustisi la misturavano pro la vendere. Sos due indagados principali se los hanno arrestato su de 7 de Santo Camini di su 2006, quando sos investigadores di squadra mobile los hanno accassaus in un deposito cubaus i cande 20 kg de marijuana, ma a dispetto de custos provvedimentos hanno sichio in s'attività de spaccio vinza da s'arresto de oie. A postir des arferias de estiu, su piano de rilancio de su territorio de Nugoro a torrau a cominciare su percorso suo. Su piano, cominciato 2 anni fa, che in sa cabina de regia a guia regionale, l'ana cherfiu sas istituziones, sas forzas sociales e imprenditoriale de su territorio, pro dare un'ispera de sviluppo a una provincia che si non arriscata de si che morrere pro spopolamento e sa tancada desindustria. Commo, a postir de tempur meda, pare t'arribau a crompimento. Ana essere finanziaus uno scantos progettos pro 30 milioni di euro e a servire pro torrare alinu a territorios in pelea o dare prospettiva novas a compartos istoricos che accussu de su Marmaru in Orosei. Su presidente desa giunta Pigliaru, che in sos assessores de sos affari generale Filippo Spanu, desa cultura Giuseppe Dessene, desa sanidade Luigi Arru, a Bortedì e Vini Nugoro, in un addobbiu vatto in sa sede desa provincia pro presentare e firmare s'accordo de programma. No è sa prima volta che sa giunta regionale son rappresentante de sos territorio s'addobbiana prova a vedere di questo piano. Oie, forzisi, est una tappa de importu procolare desas paragolas a sorfattos concretos che in su finanziamento de sos progettos chi cana superaus a valutazione desa commissione tecnica. Pro tottu si spera este chi si poda cominciare a traballare per sos progettos approvaos casa giunta firmaus a delibera che assignata sor finanziamentos. A dispetto desa minimada de sos reattor, Nugoro a livello nazionale abbarrata sa prima prosultanto di omicidio scada che intumizza abitantes. In sa provincia de Nugoro in su 2006 sono istaus 10,9 che in una minimada de 11 prochentu rispetto a s'anno prima. In questa classifica de Pacu Profettu sa provincia de Tattari este saesese a livello nazionale che in su 15,7 prochentu che in una minimada de su 20 battoro. Custu este su chi esiste a Pizzu da esarelata su prasa criminalità in Italia in su 2006 fatta da su Sole 24 ore, piccando in considero esordator de su Ministero dell'Interno. Sa provincia de Nugoro, sempre considerando esordator de su giornale economico, este sa prima puru prosas estorsiones, 33,3 cada 100.000 abitantes, in aumento de su 3 prochentu. Sa classifica generale de tottus os reattos biete prima sa provincia de Milano, ultima cu se Aristanisi, Nugoro este 6,33. In prusu, Nugoro este desas primas prosas trampas informaticas, sa e battoro, sichia da e Tattari. Sor finanzierisi di su comando provinciale de Tattari hanno fatto un attiru sequestro de droga. Sor finanzierisi di su gruppo de Terranova hanno firmau e arrestau una femmina nigeriana de 42 annos residente in un centro di accoglienza temporanea di su comune de Selargius e l'hanno cassata isbarcando de su traghetto de Civitavecchia. Quando sa femmina scolada in supporto usos canes antidroga de unidade cinofila addestraus proprio a accattare sa droga l'hanno puntata. Sor militare
arrestando hanno deciso di livachere controllo profungudoso che pensavano che vitu un curreu de ovuloso. E difattisi, sos controlloso, hanno confermato che s'avemina iata 2 ovuloso che in cocaina. Sa droga de qualità alta, una volta partia in doses, in su mercato de Castello podia fruttare più de 100.000 euro. Acabadas as formalidades, sos militares han arrestato sa femina pro traffico de droga. Sa autorità giudiziaria de tempio ha disposto de che la tramudare a su carcere tattaresu de Bancali. Su coro Gentiana de Ruinas, diretto da su mastro Gianni Puddu prososomines, e sa corale de Siurgur Donigala, diretta da su mastro Felice Cassinelli in sa sezione de Sarfeminas, hanno vinto sa seconda edizione di su concorso corale Nuoro, Patria dei Cori, su etrer memoriale Bobore Nuvoli a Manutenta. Soscoroso che hanno partecipato in tottu vinitrechi. Sa manifestazione fu promovi organizzata da esa socioculturale Bobore Nuvoli, in collaborazione con sa sozio Ballo Soscanarioso de Bobore Nuvoli, che sa direzione artistica da Etta Nuvoli Vizza de Bobore e Giampaolo Caldino. Si spettacolo pro tancare sa manifestazione la presentò Giuliano Marongi in su Teatro Eliseo. Sa giuria tecnica, presidia da Giampaolo Melecurriga, direttore di su coro de Nugoro, in sa sezione maschile ha assegnato su secondo posto a su coro Astores de Golfo Aranci, su terzo a su coro Sant'Austino de Alà. In sa sezione femminile, secondo stissiu su coro Eufonia de Gavoi e terzo su coro Duennas de Biddanova Monteleone. Sa novidade de quest'anno in plur de sar dua seziones, fiti su voto de su pubblico che ha premiato su coro Astores de Golfo Aranci. Sa corale Bendas, diretta da su mastro Giampaolo Caldino, presentava un brano inedito de Bobore Nuvoli e su mastro Caldino, Parisa Garzia Tondo, che in s'accompagnamento de Grazia Porquedo hanno intonato in trannas che in su testo de Bobore Nuvoli. A si spettacolo hanno piccao parte per il suo gruppo mini folk Bustiano Usatte su coro de Nugoro.